collegati qui dalla Pala Futura di Lazzaro, amici appassionati di calcio a 5, siamo qui in compagnia di Lorenzo Barbieri che abbiamo il piacere di risentire dopo l'intervista rilasciata da lui per l'appunto alla prima giornata. Lorenzo, grazie per essere qui in nostra compagnia, insomma c'è da commentare una grande impresa dell'Under 15 e l'imminente partita che sta per disputare l'Under 17. Iniziamo però con i giovanissimi che hanno davvero compiuto un'impresa venendo appunto a capo di una pratica davvero complicata come questa a Calabria ai calci di rigore. Un commento in generale sul match. No, fa piacere innanzitutto essere passati alla semifinale perché eravamo in vantaggio fino all'ultimo, dopo siamo stati recuperati come la partita precedente contro il Lazio e era giusto per la partita e per il morale dei ragazzi stavolta invece non perdere ma almeno andare ai rigori e dopo lì una lotteria, quindi sbagliando il primo eravamo comunque in svantaggio, siamo stati bravi, lucidi a ritornare in pista e poi passare definitivamente, però comunque complimenti agli avversari che non hanno mollato fino alla fine ma anzi hanno trovato il gol a 20 secondi e poi i rigori sappiamo che è una lotteria quindi poteva vincere chiunque, quindi è giusto il pareggio, siamo contenti di essere passati, complimenti comunque agli avversari della Calabria. Bene, e adesso è il momento invece di accentrarci e concentrarci per l'appunto sulla formazione Under 17 che ricordiamo ha fatto l'unplan nel proprio girone, 6 punti su 6 conquistati nel primo turno, nella prima fase di questa competizione. Adesso si appresta ad affrontare il Piemonte Val d'Aosta, sarà un'altra partita tosta, piuttosto al cardiopalma possiamo dirlo, ma come può affrontare questa partita la formazione di Rozzato a tuo avviso? Sappiamo che la formazione degli allievi Under 17 è di livello, la nostra, quindi sicuramente non avranno paura degli avversari, anche se sono consapevoli che il Piemonte Val d'Aosta ha una formazione, una rosa molto competitiva con molti giocatori individualmente forti e un collettivo comunque di livello, di qualità, quindi ci aspettiamo una partita abbastanza equilibrata, sicuramente ve le premesse, però comunque sì, sicuramente i nostri ce la metteranno tutta, sono consapevoli di essere molto in gamba e quindi hanno tutte le possibilità per fare bene e passare il turno. Bene, ringraziamo Lorenzo Barbieri per essere stato qui ai nostri microfoni, rimanete sintonizzati come di consueto sui canali e sulla pagina YouTube di Futsal Veneto TV per tutti i prossimi collegamenti. Un saluto per il momento e ai prossimi video, ai prossimi contenuti.